Buonasera, buonasera, ben ritrovati questa edizione straordinaria dei nostri telegiornali per seguire insieme in diretta e fino a tarda notte immaginiamo, ma adesso vedremo insieme anche i primi dati disponibili, l'esito di questo referendum. Un successo di ascolti è il necessario compimento di un lavoro portato avanti per settimane. L'edizione straordinaria che Antenna 3 ha dedicato al referendum sulla separazione di Venezia e Mestre, consultazione a cui la nostra emittente ha riservato ampi spazi, come hanno riconosciuto le stesse forze in campo, le associazioni che promuovevano la costituzione di due comuni distinti e quelle che invece si battevano per l'unione. Non schierarsi mai da una parte o dall'altra, dar voce a tutti è quello che abbiamo fatto anche in queste circostanze. Un lavoro che è stato premiato dalla grande attenzione dei telespettatori che hanno seguito numerosissimi la diretta fino a tarda notte, ripercorrendo le precedenti consultazioni, ben 4, in cui veneziani e mestrini sono stati chiamati a esprimersi su questo tema e ascoltando gli aggiornamenti degli inviati sul campo, che dai seggi hanno raccontato di un'accoglienza fredda della consultazione da parte dei cittadini. Si vedono i carabinieri, le forze dell'ordine, gli scrutatori, comunque rimanendo anche fermi ai seggi. Noi non abbiamo visto arrivare nessuno. E dunque non solo le vicende di Venezia durante il clamore nazionale e internazionale per l'eccezionale acqua alta, ma anche Venezia, le isole, la terraferma alle prese dopo quella dura prova con una nuova riflessione sul proprio futuro. Mettendosi nei panni del veneziano diventato mestrino, e a maggior ragione del mestrino sempre stato mestrino, ci si poteva chiedere perché un mestrino o un veneziano mestrino diventato mestrino dovrebbe rinunciare a Venezia? Perché perdere quel brand? I commenti in studio, le considerazioni finali degli sfidanti con nuovi spunti da cui ripartire.